fatto? 1 su 1000 ce l'hai fatto? Beh, lì sono stato veramente fortunato. Porca miseria. Perché io raccolgo Come è questo. successa sta cosa? Io abito in campagna da sempre, da 15-20 anni che mi occupo, faccio un po' di potature, un po' di pulizia, raccolgo sterpaglie e ho una specie di buca grande più o meno come questo studio, alta 1 metro, dove metto dentro tutto, poi ogni tanto brucio, chiamo la protezione civile, dico stavo bruciando, va bene, stia vicino al fuoco, nel senso che non devi abbandonarlo. E quel giorno lì avevo in mano un forcale proprio come quello e spingendo un pezzo di legno che era rimasto fuori da questo braciere che ormai stava, il forcale ha fatto, si arriva e io sono caduto dentro. In quel momento veramente non so come ho fatto a venirne fuori, perché È da brividi. poi mi sono attaccato a un tizzone con la forza, sono venuto fuori, mi sono buttato sull'erba, piangevo come un bambino perché ti dicevo, ma credo. è possibile. A parte il dolore che però non lo senti perché lì sei talmente agitato, talmente preoccupato, Che ti ha talmente... colpito le mani? Le mani, le ginocchia, se tu vedi le mie ginocchia, tutti i glutei, il Poteva essere una braccio. tragedia definitiva, eh? Bastavano 10 secondi in più, secondo me, perché poi svieni dal dolore. E poi comunque, pensa, non mi sono salvato la faccia e la pelle, prima di tutto la pelle, però la faccia. E la faccia era aperta. Anche la faccia. E quindi poi sono stato ricoverato, io pensavo di così, di risolverle in 2 o 3 giorni. C'era Anna, poveretta, a casa, che quando mi ha visto... ma ho poveraccia. detto, ma c'hai un po' di crema? C'era la pelle... Quanto la sei pelle stato ricoverato in ospedale? 28 giorni. Tu sei credente, vero? Ultimamente molto, Quindi perché... tu hai pensato che un angelo ti ha salvato? Ma sicuramente mi ha dato un'occhiata, il Signore mi ha messo una mano sulla testa, dice non è il momento. Quindi quanto ti capita di pensarci ancora? Ma io abito lì e quando vedo la buca un po' mi spavento, però insomma il dolore non ci penso più, è stato grande, ma specialmente dopo, all'ospedale, quando hanno dovuto cominciare a togliere tutta la Mamma pelle e mia, a ricostruirla mi fa lì. male a sentirlo. Uff. Però Diciamo la verità, il farmaco migliore è stato Anna. direi di sì. Lei non mi ha mai abbandonato, è sempre venuta, mi ha fatto coraggio anche perché, vedi, veniva, mi faceva mangiare, perché poi lì, siccome eravamo in terapia intensiva, ci fu una piccola polemica perché dissero, lei può entrare. No, potevano entrare tutti, ma la stessa persona ogni giorno poteva stare mezz'ora. Certo, non di più. Però gli altri a me non mi hanno fatto entrare. Perché tu sei Morandi, dai. Il solito discorso, però insomma poi si è chiarito. Ecco. C'è stato il momento più brutto, qual è stato? Quando sei sdraiato in terra uscito dal... Quello è stato terribile. Poi dopo, dentro l'ospedale, quando... Poi lì c'erano 6 camere di terapia intensiva e c'erano dei casi molto più gravi del mio. C'era gente ustionata al 60%, al 70%, che io mi sentivo quasi miracolato, anche se stavo male. Però ecco, non sono state bellissime giornate. Poi sono venuto a casa dopo un mese e dicevo, vabbè, adesso è finita. Invece non è finita, perché le ustioni hanno una vita lunghissima. Ancora ho la mano che... lo vedo. Che le cicatrici che ancora si rompono. Cerco di muovere con questa plastilina, cerco di fare degli esercizi. Però, sono qua, Maurizio, sono vivo. E il tuo quotidiano come è cambiato? Suoni meno la chitarra? Beh, fortunatamente, cioè, se mi fosse capitato nel periodo di lavoro, perché io lavoro al Teatro Duse di Bologna, facevo un concerto stabile nello stesso teatro, sono stato lì, ho fatto 30 spettacoli. Se fosse capitato in quel periodo avrebbe causato dei danni anche al teatro. Invece in periodo di Covid così era un po' tutto fermo, diciamo che
stato un bene, via. Sì, che mi sia capitato in questo Ti periodo. manca Sì. di più non suonare la chitarra? Abbastanza, ho provato, si vede anche lì con sto manone. Sì, sì. E così Che tanto quanto ci vuole perché guarisci e non lo tutto? so, non lo so. Io spero, siccome a gennaio adesso riaprono i teatri, a gennaio spero di ricominciare i miei concerti. Eh, Saranno sicuramente concerti diversi perché questi 2 anni ci hanno cambiato un po'. è vero.